Tifosi prontissimi per un nuovo match, il video di oggi è gentilmente offerto da Berica Carburanti Spa, li trovi a Barbarano Mossano in via Dante 35A. Un grazie anche a Cabec SRL con sede a Rubano Padova in via Bernardi 1. E un grazie anche a Fuba Spa con sede a Montecchio Maggiore in via Europa 84. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con Stefano Cesarano al termine del match 1-1 tra Montecchio Maggiore e Caravaggio. Peccato Stefano perché il Montecchio le ha provate tutte ma non è riuscito a portare a casa questa vittoria. Purtroppo siamo qua che è l'ennesima volta che stiamo qua a dire le solite cose e a me onestamente sono stanco di ripeterle, nel senso che noi prendiamo gol in maniera disarmante, con una facilità incredibile, e per fare un gol invece dobbiamo creare, non so, cosa ancora dobbiamo creare. Insomma, abbiamo sbagliato un gol davanti alla porta in 4, una palla che è passata davanti alla linea di porta e in 4 non siamo riusciti a buttarla dentro. Onestamente sono un po' amareggiato, naturalmente, perché era una partita da vincere, dovevamo vincerla, abbiamo provato a vincerla, ma purtroppo siamo qua a parlare di un pareggio che ci sta strettissimo. Dopo il gol dell'1-1 abbiamo avuto, come hai detto te, una bella reazione. Non ci siamo riusciti, si volta pagina, domenica riposo per il torneo di Viareggio e dopodiché, come hai detto te altre volte, non bisogna più guardare con chi si gioca ma andare in campo per i 3 punti. Ma certo, è sempre così, dobbiamo cercare di fare punti, arriva alle Dolomiti e cercheremo di fare punti anche con le Dolomiti, sapendo che questa qua è la prima della classe e quindi cercheremo di fare punti anche con loro. È chiaro che a questo punto qua noi non possiamo più onestamente star qua, ripeto, dobbiamo fare punti, anche oggi era una partita da fare punti, ne abbiamo fatti 1, ne meritavamo 3, ma purtroppo è questa qua la realtà.